E dalla seconda prova la seconda batteria del Gentleman for Life, primi 5 passano finali: Boreal, Diran Chris, Blera, Blackfire Horse, Dursamore, Sam e Danubio Ottavi in prima fila, Camelo Terre, Dynamite Candy e Cloni dei Greppi in seconda. I favori per Cloni dei Greppi, macchina che accelera, lo scatto iniziale di Blackfire Horse che va a condurre. Gran partenza di Blackfire Horse che conduce dunque sulla numero curva. 6 Danubio Tav squalificato. Intanto se ne sono andati in 13,5 i primi 200 metri, velocissimi. In seconda posizione rimane Blera, mentre percorsi esterni si fa luce Cluny dei Greppi. Cluny dei Greppi va a portarsi su Blackfire. Più indietro c'è Boreagal che è raggiunto da Dynamite Candy. Intanto i 600 in 45,6 da 1,16. E passati in vantaggio Cluny dei Greppi nei confronti di Blackfire Horse. La terza posizione per Blera, poi il Boreagal all'esterno, scoperto in questo momento Dynamite Candy a cui la corsa tatticamente ora diventa davvero dura. Cluny dei Greppi in vantaggio all'altezza del chilometro, coperto in 1,15,5. Seconda posizione per Blackfire Horse, all'esterno si insiste Dynamite Candy. Cluny dei Greppi non si lascia avvicinare per il momento quando siamo a 400 dall'arrivo. La frazione ora in 15,1 e c'è tentativo in terza ruota anche di Camelot R. Blackfire intanto segue direttamente le mosse di Cluny dei Greppi, retta d'arrivo con Cluny dei Greppi in vantaggio. Un paio di lunghezze di margine su Blackfire Horse che è in seconda posizione. Nel finale Cluny dei Greppi allunga, Blackfire Horse prova ad avvicinarsi, Cluny dei Greppi e Blackfire Horse. Cluny dei Greppi fin sul palo, controlla Blackfire Horse, mentre per il terzo dovrebbe essere Blera ad aver avuto ragione degli avversari. Arrivo comunque da rivedere per la quarta e la quinta piazza. Impressione che sia ancora Dynamite Candy forse a salvare il quarto posto, ma andiamo a rivedere. Primo posto il numero 9 Cluny dei Greppi con Nicola Del Rosso, il secondo il numero 4, poi il numero 3, 8 e quindi 7. Questo è l'ordine d'arrivo per i primi 5 posti. La vittoria di misura comunque per Cluny dei Greppi e Nicola Del Rosso, e il triplo a seguire per Alessandro Raspante in veste di allenatore, questa volta per il signor Nicola Del Rosso.